La bandiera di San Marco in classe durante l'ora di religione. Andrea Bonesso, il professore, aveva pensato fosse una buona idea far tradurre agli studenti il motto latino che compare all'interno del gonfalone Pax tibi Marce, Evangelista Meus, ma quando i ragazzi del liceo Berto di Mogliano, al termine della lezione, hanno deciso di appendere in aula il vessillo di Venezia, l'indignazione dei colleghi è costata al giovane insegnante un richiamo della dirigente scolastica con una motivazione a dir poco singolare. Mi è stato detto che sostanzialmente a scuola bisogna evitare di parlare della storia della Repubblica Serenissima e di tutto quello che ad essa è collegato. A dar forza agli argomenti della preside l'immancabile provvedimento di epoca fascista tuttora in vigore, il Regio Decreto 965 del 1924. Questo Regio Decreto si occupa di arredi scolastici e precisa che ovviamente è riferito al tempo in cui è stato promulgato, che in ogni aula scolastica ci devono essere la bandiera italiana più il ritratto del re. Questo decreto poi è transitato ininterrotto nell'Italia repubblicana, ovviamente non compare più l'addizione del ritratto del re, ma compare la formula, la foto del Presidente della Repubblica, quindi in ogni aula dovrebbe esserci la foto del Presidente della Repubblica e il crocifisso, tra l'altro. Le spiegazioni a voce del professore, che intendeva semplicemente svolgere una lezione sui Vangeli, non sono bastate all'autorità scolastica. Mi è stata fatta una formale richiesta di mettere per iscritto le ragioni per cui io avevo portato il gonfalone e come mai era stato affisso alla parete. Nessuno si è però accorto che la bandiera vietata è la stessa che sventola orgogliosa sul pennone dell'edificio scolastico, proprio sopra gli striscioni di protesta contro la riforma Gelmini, esposti dagli stessi professori che si sono indignati per la presenza in aula del Leone di San Marco. Il messaggio è chiaro e conciso: la libertà di insegnamento non si tocca. Siamo una società in cui diciamo tanto che dobbiamo essere aperti, tolleranti, eccetera, che la società è pluralistica, però se nemmeno noi riusciamo con la nostra storia ad essere aperti, tolleranti e pluralisti, mi domando un domani, che poi in realtà è già oggi, come potremo essere aperti e tolleranti con chi magari proviene veramente da altre culture.